Bene, è arrivato il momento di tirare un po' di somme, di fare quattro conti. Io ho portato via sia la giacca antipioggia da ciclismo, che è quella gialla con le strisce riflettenti, ma questa ha un problema. Come molte cose dell'abbigliamento da ciclismo non sono adatte alla montagna e soprattutto non sono adatte a quello che faccio io, perché venire qua su in montagna con la pioggia, con queste temperature, sulla neve, non è una cosa semplice. E i materiali e i componenti da ciclismo non sono mai da nessuno costruiti per affrontare queste sfide, soprattutto quando poi trovi quei produttori che fanno delle cose interessanti, che possono andare bene, che hanno tutto tondo, cioè che sono perfetti, non hanno difetti, improvvisamente spariscono dal mercato e non li trovi più. Oppure sono così costosi che il gioco non vale la candela. Io sono andato al Decathlon per procurarmi un impermeabile antipioggia per affrontare questa giornata. Sembra tenere bene, è anche abbastanza lunga, che ti protegge le ginocchia, sbatte un po' perché è larga e questo non è ideale per il ciclismo, perché le robe gonfie ovviamente ti frenano, ti ingombrano, perché quelli da ciclismo non hanno il cappuccio. A quanto pare i produttori non tengono mai in considerazione la testa, la parte alta, se non per un casco che ti protegga solo dalla caduta. Ma non mi metti una cavolo di retina antisetto, che è presente persino su alcuni caschi cinesi da 20 euro, e sui top di gamma non ci sono le retine anti-insetto. Per esempio, io sono allergico agli insetti, come posso fidarmi di questo marchio dei loro prodotti? Non solo, ma spesso si trova abbigliamento da ciclismo completamente nero e questo è un problema. Difatti torniamo a questa cerata qua, è nera e nel ciclismo il nero non va bene. Tu devi essere ad alta visibilità, con qualche striscetta che dopo un po' si rovina, si stacca e non ti vede nessuno, soprattutto al buio. Diventi un fantasma, un ghost rider, diventi un stealth rider. Allora torniamo al discorso. Io per fare quello che faccio devo andare su per forza con elementi da montagna, non posso usare elementi da ciclismo, non posso usare la giacchina classica da ciclismo che in montagna non regge niente, perché per andare in montagna non ci puoi andare come un ciclista normale, con le tutine, le salopette in pile, in mezzo alla neve. Finché fai salita e sei caldo può andare anche bene, ma poi quando fai discesa, e io sono un discesista, cioè di andare su a me non me ne frega niente, di arrivare prima in cima, di scalare non me ne frega niente. La mia bici è un carro armato, non è settata per la salita, ma è molto veloce nella discesa, ha su copertoni da enduro grandi così, coi tasselli grandi. È per questo che io posso andare sulla neve e anche sul ghiaccio. Però mi metti su copertoncini, ci vai su con gli attacchi, sono tutti elementi di pericolo, perché il ghiaccio non perdona, e anche la neve, è peggio del fango la neve. A quota 1500 metri, con meno 3 gradi, c'è qualcuno che lo fa, è anche bravo, ma io non lo farei mai. Tuo zainetto da ciclismo da 2 litri, non hai dietro nemmeno la coperta termica per poterti proteggere mentre aspetti i soccorsi, perché lo zaino deve essere grande, il mio deve essere grande, non può essere il 2-5 litri del ciclista classico, deve tenermi il cambio, perché io devo avere il cambio asciutto, soprattutto con questo tempo qua, con questa pioggia. Quando arrivo in quota e comincia a cadere la neve, ho sudato tantissimo per andare su, non posso scendere con i vestiti bagnati, ma anche nelle situazioni classiche, senza pioggia, senza neve, per cui poi mi trovo con grandi zaini molto voluminosi e anche molto pesanti. Queste cose sono necessarie quando fai il tipo di attività che faccio io. Se vai in montagna devi andare su attrezzato bene, punto. Anche qui, per esempio, questa cerata pantaloni non è da ciclismo, questa è quella sempre da trekking, però il problema rimane sempre il colore, non è ad alta visibilità. Alla fine ho deciso di tenere su solo la cerata, il termico l'ho messo nello zaino, per cui adesso su solo i boxer, le mutande e la cerata, il che non è proprio caldino, insomma. Se
volete vi faccio anche vedere che sono in mutande, fa un po' freschetto, e soprattutto venendo su per la Venezia delle Nevi non potevo permettermi di tenere sul termico, altrimenti sarei arrivato alla fine completamente matido di sudore, e il termico bagnato non va bene. Infatti dentro lo zaino ho anche vari sacchetti di plastica tipo quelli da congelatore con la zip ermetici, dove metto dentro tutta quella roba che deve restare asciutta e anche la roba bagnata, perché poi la roba bagnata la devo spostare, devo comunque portarmela dietro, la metto dentro nel zaino, ma deve restare dentro su un sacchetto sigillato, altrimenti mi cola l'acqua all'interno dello zaino e mi bagna anche tutto il resto. E lì ci sono anche i componenti elettronici come l'action cam, le batterie di ricambio e tutto il resto. Ultima cosa, si può parlare dei copriscarpa. Io qua ho usato dei scarponcini alti da montagna, perché probabilmente poi vado anche sulla neve. In questo caso ho usato però una delle poche cose da ciclismo che ho, cioè le ghette copriscarpa. Sono della Vold, non va bene tanto sui pedali flat con i chiodi, si rovina facilmente, comunque proteggono bene dall'acqua. Avrei preferito delle ghette più dedicate alla mountain bike, ma non ce ne sono, perché non si trovano ghette da scarpa per i pedali flat, non esistono. Gli unici che le facevano era l'Endura, solo che poi sono sparite tutte completamente, non se ne trova più. Queste vanno un po' meglio perché sono più abbondanti, meno attillate come quelle da ciclismo da strada. Queste riesco a montarle sui scarponi mid da montagna. Quelle attillate da ciclismo vanno bene solo per le scarpe da ciclismo, e comunque in ogni caso nessuna va bene per i pedali flat. Purtroppo i produttori non prevedono ghette da scarpa per i flat. Uno può dire, beh, allora metti sulle scarpe da ciclismo, magari metti sui pedali con gli attacchi. Come ho detto già più volte, io non uso i pedali con gli attacchi, non li voglio usare, non vanno bene per esempio sulla neve, il ghiaccio, soprattutto poi se devi andare a fare sentieri, fare tanto portage, non puoi farti un sentiero di montagna, un kai con la bici a spalla e gli scarpini con gli attacchi, perché molti mi vengono a dire prova a usare gli attacchi, vedrai quando impari a usarli bene non potrai farne a meno, io uso solo gli attacchi e mi trovo bene, faccio le stesse cose che fai tu. Non è vero. E su questa falsariga prendo anche spunto per i freni. Ecco, quando io per esempio che ho usato Shimano e mi sono trovato molto male con Shimano, e poi ho usato SRAM e mi sono trovato bene, non posso dire che mi trovo bene con SRAM. Non saranno il top di gamma, ma con 150 euro mi sono portato a casa la coppia di freni. Nessun freno Shimano lo paghi 150 euro ed è un freno da enduro, perché bene o male questi freni non siano esattamente da enduro, però con le pinze maggiorate questi sono in grado di fare lunghe discese senza avere problemi, senza avere surriscaldamenti. Poi c'è qualcuno che mi dice no, ma i miei XT vanno meglio, sono migliori, però sono freni da 300 euro, perché poi tra l'altro 300 euro non me potevo permettere, anche perché tra qualità e prezzo è meglio SRAM. I guida RE Shimano 4 pistoni, il minimo ha il 420 o il 520, che non sono da enduro, magari costano anche meno, ma non sono a livello di quelli lì. Poi ha la serie SLX 6100, i Deor, che non sono a livello di quelli lì. È ovvio che gli XT sono migliori di questi qua, però devo spendere 300-400 euro per gli XT, e io non sono figlio di papà. Se io oso dire che mi trovo bene con SRAM è come tirarsi una bestemmia in chiesa. Io non vengo a casa tua a dirti cosa devi usare sulla tua bici, e non voglio che gli altri vengano a dirmi a me cosa usare sulla mia. Bon, adesso andiamo, se no facciamo tardi.